Tragedia di Trieste, stamane la visita di Matteo Salvini, lavoreremo in Parlamento affinché i sospettati entrino in questura ammanettati, dice, e sulle vittime hanno fatto fino in fondo il loro dovere. E commuove il web un video girato dai 2 giovani agenti uccisi a Trieste, le loro parole prima di un servizio di pattugliamento. Scarcerato in attesa di una visita psichiatrica, 35enne senza tetto romeno aggredisce i poliziotti per ben 2 volte, è successo in stazione a Venezia, feriti agenti della Polster. Una Treviso in festa ieri per l'arrivo del nuovo vescovo, Monsignor Michele Tomasi, che ha colpito tutti per la spontaneità e il sorriso. Olimpiadi invernali 2026, oggi a Verona la riunione del comitato di indirizzo, vertice tra Zaia, Malagò e il ministro dello sport a Spadafora, attesa per il nome del manager che guiderà la fondazione olimpica. Nuova tragedia sui campi, trattore si rovescia, agricoltore muore schiacciato dal mezzo, è successo a San Martino Buon Albergo nel Veronese. Avviato anche a Montebelluna il controllo di vicinato, ormai attivo nella metà dei comuni della Marca Trevigiana, un successo per la sicurezza partecipata. Buongiorno e ben trovati con la prima edizione dei telegiornali di Antenna 3. Apriamo con la tragedia, la sparatoria in questura a Trieste, perché oggi in questura, nella cittadina, è arrivato Matteo Salvini, che ha parlato, ha detto che il suo obiettivo è quello di lavorare in Parlamento affinché i sospettati entrino in questura ammanettati, e poi ha parlato anche dei 2 giovani agenti rimasti uccisi. Tutto questo nel nostro servizio d'apertura. È stato veloce e sentito l'omaggio di Matteo Salvini agli agenti caduti venerdì pomeriggio. Il leader della Lega in regione per la festa del Carroccio stamani si è recato in questura. Prima di un colloquio con il questore Petronzi, l'ex ministro dell'Interno ha sostato davanti al tappeto di mazzi di fiori lasciati dai triestini, poi si è fermato in raccoglimento al Famedio all'ingresso della questura. Quindi un breve scambio di parole con i giornalisti e un ringraziamento alla città. Non solo io, anche i familiari, i ragazzi, anche il questore. Uno magari, io Trieste la conosco, però magari uno abitando lontano può pensare che sia una città un po' chiusa, un po' fredda, e ringrazio i triestini per quanto possa valere a nome dei colleghi, a nome dei familiari e degli amici, perché l'affetto dei triestini ha lenito almeno in parte l'enorme dolore. Salvini ha espresso al questore e ai poliziotti l'impegno a livello parlamentare per migliorare le condizioni di lavoro degli agenti. Lavoreremo in Parlamento perché i delinquenti entrino nelle questure, nei commissariati ammanettati. E risolverebbe sicuramente più di un problema. Entro la fine dell'anno entreranno in dotazione anche le prime migliaia di pistole elettriche, e anche su questo sarà un passo avanti per la sicurezza sia degli agenti che dei cittadini, e speriamo che anche su questo nessuno abbia da dubitare o rallentare. Il riferimento del leader del Carroccio esplicito è al caso dei 2 americani che mesi fa uccisero un poliziotto a Roma e alle polemiche seguite alla pubblicazione della foto di uno dei 2 ammanettato e bendato. Mi ricordo quelli che hanno aperto un dibattito carneficante quando è uscita la foto dell'assassino americano del carabiniere che aveva la benda e aveva le mani bloccate, che i seco in mano si va da nessuna parte. Però se uno entra in questura perché è sospettato di aver rubato, sparato, scippato, rapinato, deve poterci entrare ammanettato senza che si apra un dibattito sui dei. Intanto commuove il web il video diffuso e girato dai 2 giovani agenti uccisi a Trieste, le loro parole prima di un servizio di pattugliamento. Sentiamolo insieme. Buonasera. Buonasera. Dopo tanto tempo i figli delle stelle ritornano, sono tornati, siamo qui e quindi voi dormite stati tranquilli? Dormite tranquilli, c'è la volante 2 questa notte, mettendo a posto. Come sempre si inizia figli delle stelle. E quindi speriamo bene. Buonanotte, buonanotte. Ciao.
Lasciamo Trieste, andiamo a Venezia con un caso che però in qualche modo fa ricordare la sparatoria di Trieste, con un romeno senza tetto che ha picchiato 3 agenti della Polfer in stazione. A Venezia l'uomo era in attesa di essere sottoposto a visita psichiatrica. Ci racconta tutto in diretta Filippo Fois. Buongiorno Filippo. Sì, buongiorno da Venezia, dove i sindacati di polizia sono sul piede di guerra dopo 2 aggressioni ai danni di 4 poliziotti avvenute nell'arco di 48 ore da parte tra l'altro dello stesso soggetto. È un avvenimento che naturalmente si inquadra anche con i tragici fatti di Trieste, aumentando la tensione e la scarsa sicurezza nella quale, dicono i sindacati di polizia, gli agenti devono operare. Cosa è successo? Il 4 ottobre un senza tetto romeno di 35 anni, tra l'altro già denunciato più volte dalle forze di polizia, che avrebbe anche il divieto di dimora nella provincia di Venezia e continua a stazionare nella stazione Santa Lucia, stava disturbando dei clienti di un bar. Si tratta di una persona fisicamente molto prestante e che ha dei problemi di salute mentale, tant'è vero che dopo il processo per direttissima che aveva subito ne era stata disposta la scarcerazione in attesa di perizia psichiatrica. Ebbene, quando sono intervenuti i poliziotti per allontanarlo dal locale assieme a 3 guardie giurate, l'uomo ha avuto una reazione scomposta, li ha aggrediti e ha causato lesioni agli agenti per diversi giorni di prognosi. Ebbene, poco dopo, il giorno dopo, oramai siamo arrivati a ieri, la stessa scena si è nuovamente ripresentata. Anche questa volta i poliziotti che sono intervenuti sono stati vittime di una colluttazione che gli ha provocato, per quello che riguarda quest'ultima colluttazione, 30 giorni di prognosi per una frattura al polso, poliziotto più grave, più altre prognosi minori. Comunque sono tutti e 3 finiti in ospedale. Ebbene, le forze di polizia, i sindacati delle forze di polizia chiedono con forza che i poliziotti vengano dotati di strumenti idonei alla propria difesa per poter esercitare in sicurezza il proprio compito. In particolare si parla del taser, la cosiddetta pistola elettrica, in dotazione in via sperimentale in alcune città italiane, di cui si chiede con forza l'arrivo anche a Venezia. Con questo per ora è tutto, vi restituisco la linea. Grazie, buon lavoro a Filippo Fois. Lasciamo per un attimo la cronaca, andiamo a Treviso, dove ieri si è festeggiato l'arrivo del nuovo vescovo, Monsignor Michele Tomasi, una giornata speciale che vi abbiamo raccontato nella nostra lunga edizione straordinaria. Un vescovo che ha colpito tutti per la spontaneità e il sorriso. Da questo momento il vescovo Michele Tomasi è pastore della Santa Chiesa di Treviso. Il momento più solenne e importante è questo. In un Duomo raramente così gremito, il passaggio di consegne tra Monsignor Gardin e il nuovo vescovo di Treviso. Eppure non sarà il momento più ricordato nella domenica speciale della città. Perché la cifra di Monsignor Michele Tomasi è un'altra. È la cifra del sorriso e della simpatia, del protocollo rimaneggiato, degli abbracci e delle battute. Il Calmaggiore è diventato fiume di gente nella sua camminata in centro città e lui, Michele Tomasi da Bolzano, 54 anni, che scarta, corre, si ferma, torna indietro, parla con tutti. Così fino al suo arrivo nella Marca di prima mattina. Le scene che i fedeli ricorderanno sono quelle di Pederobba. Salve, ciao! È stupendo, sono molto felice di essere qui e l'accoglienza, uno si prepara ma è completamente diverso, è stupendo. Obiadene. Piacere, ben trovato. Visto che è nel 1965. Ah, siamo benissimo, grazie. O Postioma. Ecco, fatto lo spia qua!
tanta energia, da questa mattina che sta correndo. Mi viene da fuori, io di mio sarei pigro. Sì? Sì. Beh, si trova in una diocesi che la farà camminare. Cammineremo insieme. Grazie. Tante tappe, una significativa su tutte, la visita alla Caritas dove Don Davide Schiavò gli consegna le chiavi. Viene a trovarci spesso, la richiesta simbolica. La Caritas è il cuore stesso di Dio, l'enciclica di Papa Benedetto Deus Caritas est, Dio è carità, e quindi se Dio è Caritas noi qui siamo in Dio, e quindi credo che sia una tappa significativa e non solo l'inizio simbolico, insomma se i cristiani non amano non servono a niente. Tantissima gente per il vescovo che dopo aver incontrato i giovani a Madonna Granda, la camminata in centro e le parole alle istituzioni, entra tra gli applausi al Duomo e nella sua prima messa ritorna sul tema della fede da ritrovare, parole non a caso in un Veneto in cui la crisi di vocazione è forte. Mentre molta gente è rimasta fuori, segue la liturgia dal maxischermo. La simpatia che emana, che esprime questo vescovo è naturalmente da ammirare e da apprezzare. Speriamo che un buon inizio sia anche una buona continuazione. Ci dà un'ottima impressione, per noi è la prima volta che lo vediamo, quindi sicuramente sarà un vescovo moderno. A fine giornata il volto non è stanco ma sereno. L'augurio è l'augurio davvero che possiamo essere felici e gioiosi nella fede, e che anche nelle difficoltà, anche nei problemi e nelle fatiche sappiamo che siamo amati e che il Signore non ci lascia mai da soli, e ce lo diciamo gli uni gli altri. Ma l'ultima immagine migliore è quando non rinuncia alla battuta, nemmeno ancora addosso, i simboli del suo nuovo ruolo. No, mi tenete, eh? Adesso mi tenete! Ci vediamo! 26 nel pomeriggio in fiera a Verona si saprà se la società statunitense incaricata di trovare il manager per i giochi olimpici Cortina Milano sarà riuscita nella sua impresa. Presenti oltre ai governatori di Veneto e Lombardia Zaia e Fontana, i sindaci di Milano Sala e di Cortina Ghedina, oltre al presidente del CONI Malagò e al ministro dello sport Spadafora. Chi verrà scelto dovrà ricoprire il ruolo di amministratore delegato della Fondazione Olimpica. Torniamo alla cronaca con un nuovo incidente mortale in agricoltura. È accaduto questa mattina nel veronese a San Martino Buonalbergo. Un uomo alla guida del suo trattore, per cause che dovranno ora essere chiarite da parte dei tecnici dello Spisal dell'Uso 9 Scaligera, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato. L'agricoltore è morto per la gravità dei traumi riportati nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del SUEM. Sul posto per i rilievi anche i carabinieri. E Montebelluna nel Trevigiano è sotto shock per la morte del 23enne Adrian Toma Taran che ieri poco prima delle 5 si è schiantato con la sua auto contro un platano. Una serata trascorsa con gli amici, poi il rientro a casa e la tragedia. A perdere la vita domenica poco prima delle 5 del mattino Adrian Toma Taran, 23 anni, di origine rumena, da 12 anni residente con la famiglia nel Montebellunese. Il giovane era alla guida della sua Focus, aveva riaccompagnato l'amico, poi si era diretto anche lui a casa. Arrivato nei pressi di via Chive, dove abita, ha perso il controllo dell'auto. La vettura prima ha scavalcato il ponticello in cemento, poi si è schiantata contro un albero. Un boato che ha svegliato i residenti, che sono subito accorsi in strada ed hanno chiamato i soccorritori. Sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo di Adrian incastrato tra le lamiere e gli uomini del SUEM. Il giovane purtroppo è morto sul colpo. Una comunità sotto shock. Il 23enne era conosciuto e stimato da tutti. Il ricordo degli amici che avevano trascorso con lui la serata e la disperazione della famiglia che non riesce a darsi pace per una tragedia tanto grande. Blitz delle forze dell'ordine ieri mattina a Padova, sgomberato lo stabile Vescovi occupato dai centri sociali. Sgombero all'alba di domenica, la polizia ha fatto irruzione all'interno dello stabile dell'ex torrefazione Vescovi, occupato da 29 giorni dai militanti del centro popolare Gramigna. All'azione eclatante degli attivisti che erano riusciti ad entrare con un blitz fulmineo in un punto centrale di Padova è seguita una risposta rapida e altrettanto eclatante. I poliziotti sono entrati dal tetto e contemporaneamente hanno sfondato la porta con un ariete. Hanno atteso la domenica, lo stabile era vuoto dopo la festa e il concerto di sabato sera e la circolazione
circolazione in quel punto così trafficato della città era ridotta. Sul posto anche il questore che ha monitorato le operazioni di sgombero durate tutta la giornata. La proprietà sta provvedendo sia a sgomberare che a implementare quei sistemi un po' di difesa, un po' con delle lastre elettrosaldate per evitare che la gente rientra. Insomma, credo che è andato tutto come doveva andare. Evidentemente è un provvedimento giudiziario, quindi un provvedimento che nasce dalle indagini, ma io su questo non entro come questore, però per attuarlo abbiamo dovuto fare un dispositivo anche abbastanza articolato, studiato anche sui momenti e sui tempi con cui attuarlo. Unico momento di tensione quando un gruppo di attivisti del Gramigna ha tentato di bloccare il passaggio del raduno di vespe in programma in città. Alcuni militanti hanno cercato di attraversare la strada con uno striscione. Nel parapiglio un anziano che in quel momento stava passeggiando nei dintorni è caduto a terra. Fortunatamente non si è fatto male. Dopo alcuni istanti concitati, uno dei ragazzi del Gramigna ha annunciato nuove azioni in città. Nei prossimi giorni sicuramente ci faremo vedere in città, ci faremo vedere intanto col quartiere con cui intanto avevamo stretto diverse relazioni con il vicinato, con appunto i bambini che avevano iniziato a venire al dopo scuola settimana scorsa, e sicuramente tutto questo cercheremo di non perderlo. Soddisfatto dello sgombero anche il sindaco Giordani, che ha ringraziato le forze dell'ordine. Padova è una città dove ai diritti corrispondono doveri e soprattutto dove è necessaria l'osservanza delle leggi. Quell'azione arbitraria di occupazione non era per me accettabile, ha scritto in una nota al primo cittadino. Ora lo stabile Vescovi è blindato in attesa che la proprietà porti avanti i lavori di riqualifica. Restiamo a Padova, dove ieri un uomo che camminava lungo i binari imbracciando un fucile ha creato disagi lungo la linea che collega la città all'Alta Padovana. Un uomo armato di fucile ha seminato il panico domenica mattina lungo la linea ferroviaria che collega Padova con i comuni dell'Alta. A dare l'allarme è stato un capotreno che lo ha notato mentre camminava imbracciando l'arma. Immediatamente è stata avvisata la Polfer, che ha rintracciato un 34enne romeno poco lontano dalla stazione di Vigo d'Arzere. L'uomo aveva un fucile ad aria compressa. Il treno regionale che da Campo San Piero viaggiava in direzione Padova è rimasto bloccato a lungo all'altezza di Campo d'Arsego per ragioni di sicurezza e per consentire alla polizia ferroviaria di bloccare lo sconosciuto armato. Gli agenti lo hanno fermato, identificato e sanzionato con una multa di 516 euro. I treni interessati dalla tratta, costretti alla lunga sosta, hanno accumulato ben 15 minuti di ritardo. Per questo il 34enne rischia anche una denuncia per interruzione di pubblico servizio. Ci fermiamo adesso per una brevissima pausa pubblicitaria, tra poco. Rieccoci in diretta con la cronaca. Evasione dell'IVA e mancata denuncia di ricavi per 8 milioni di euro. La Guardia di Finanza di Vicenza sequestra SUV, autocarri e immobili ad una ditta di trasporti di Camisano Vicentino. Maxi evasione di una ditta di trasporto merci su strada di Camisano Vicentino. Le Fiamme Gialle sequestrano immobili, autocarri e SUV per oltre 730.000 euro, l'importo dell'evasione dell'IVA. Secondo quanto accertato dagli uomini delle Fiamme Gialle, dall'analisi della documentazione contabile, la ditta avrebbe omesso di presentare la dichiarazione dei redditi per gli anni 2015 e 2017. In quel periodo, peraltro, la società aveva operato con un'ampia gamma di clienti, realizzando ricavi complessivi per oltre 8 milioni di euro. Inoltre la stessa non avrebbe effettuato i versamenti dell'IVA liquidata per l'anno 2017. Ditta di trasporti sorta sulle ceneri di un precedente fallimento di un'impresa operante nello stesso settore, riconducibile alla medesima compagine societaria, mantenendo peraltro la titolarità degli asset aziendali per poter proseguire l'attività. Il legale rappresentante della società è stato deferito con l'accusa di aver omesso il versamento delle imposte alla Procura della Repubblica di Vicenza, che ha emesso il provvedimento di sequestro. Le indagini bancarie e patrimoniali delle Fiamme Gialle hanno evidenziato un elevato tenore di vita dell'amministratore della società sotto esame ed ha portato al sequestro di quote immobiliari di un'abitazione a Camisano Vicentino, 3 autocarri, 2 semirimorchi e un SUV Q3 dello stesso amministratore, auto quest'ultima che è stata affidata in custodia alla Guardia di Finanza di Vicenza. Avvio ufficiale nel Trevigiano, a Montebelluna per l'esattezza, del progetto controllo di vicinato, un'esperienza partita dal comune di Povegliano e che ora coinvolge poco meno della metà dei comuni della Marca trevigiana.
Esattamente, guarda che è un po' più vasta, dovremo andare casa per casa a chiedere alle persone se sanno che cos'è il controllo del vicinato. È un via vai continuo davanti al gazebo del progetto di controllo di vicinato per Montebelluna e Emiliano Guerra, uno dei referenti, non si risparmia nel raccontare ai cittadini cosa ci sia dietro a questo simbolo che parla a tutti di sicurezza. Da oggi ufficialmente anche questa città della Marca ha la sua rete, portando a 37 i comuni con il controllo di vicinato e il risultato è che metà della Marca è di fatto sorvegliata dai cittadini. Sono quasi 500 i montebellunesi che hanno aderito all'iniziativa partita nel 2017, dopo aver visto i buoni risultati di Povegliano, il comune che per primo ha introdotto questo progetto coinvolgendo direttamente i cittadini. Finalmente parte questa avventura, ma dobbiamo chiarire subito una cosa, non ha a che fare con la vicenda delle ronde. Il controllo di vicinato è un progetto che risponde a un'esigenza diversa, quella di ricucire i rapporti fra le persone e le famiglie all'interno della comunità, garantendo quel controllo sociale che può essere utile sì per segnalare la presenza di persone sospette, ma anche per rilevare il fatto che nel territorio vi sono casi di danni ambientali o problematiche di natura diversa. Sicurezza per i cittadini garantita dai cittadini con le nuove tecnologie che garantiscono la riservatezza delle informazioni e quindi anche la tutela dei segnalatori. Senta, che differenza c'è fra il vostro gruppo chiuso e la pagina ad esempio di Facebook che ad esempio c'è qui? Perché allora nella pagina di Facebook noi mettiamo una foto, mettiamo un'informazione e perdiamo il controllo di quell'informazione, non sappiamo poi chi la leggerà, mentre nel gruppo chiuso l'informazione rimane all'interno del gruppo perché se oggi io segnalo una targa mi può servire magari tra una settimana perché i carabinieri magari stanno proprio cercando quella macchina. Senta, ma questa è un'iniziativa più sociale o più di sicurezza? Entrambe le cose. Più si lavora sul sociale e migliore è la sicurezza all'interno della comunità. Una volta tanto copiare fa bene, avete copiato Povegliano. I giapponesi hanno insegnato al mondo che quando si copia con intelligenza di solito si raggiungono grandi risultati. Vi lascio ad ore 13 per parlare di cittadinanza per gli immigrati che studiano 5 anni in Italia. In studio con noi Vittorio Ivis, segretario provinciale del Partito Democratico di Padova, Roberto Marcato, assessore della Lega della Regione Veneto e Michele Fassina, segretario dell'Associazione AIA Immigrati ed Extracomunitari di Padova. E poi vi ricordo l'appuntamento questa sera con 20:10 in studio Giampaolo Bottaccin, l'assessore all'ambiente della Protezione Civile della Regione Veneto. Poi come ogni lunedì in prima serata torna a Ring, la politica alle corde con l'attualità, in studio tra gli altri l'onorevole Roger Demenec, deputato del Partito Democratico, e Massimiliano Barison, consigliere regionale di Veneti Uniti. È davvero tutto per questa edizione, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e buona giornata. Bentrovati al Meteo. La settimana inizia in compagnia di un tempo stabile e anche soleggiato sul nostro territorio, ma diamo uno sguardo più approfondito alla situazione di lunedì 7 ottobre. Sul Veneto bel tempo ovunque, non sono attese precipitazioni, ampio soleggiamento sulla nostra regione, salvo per locali addensamenti, a tratti il cielo sarà anche coperto, ma come detto senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 9 e 15 gradi, massime comprese invece tra i 17 e i 19 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la giornata sarà all'insegna del sole, il cielo sarà sereno o al massimo con poche nubi sparse, specie sui rilievi. Temperature minime tra 9 e 13 gradi, massime sui 18 gradi invece. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo qualche residuo piovasco al mattino sui settori di confine, poi il cielo sarà poco nuvoloso altrove. Temperature minime sugli 11 gradi, massime tra 23 e 24 gradi. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.